bizzarra. È una storia strana, quella di una macchia umana. Si muove, si trasforma, parte in cerca di fortuna. Macchia rossa, gialla, verde, viola o d'arancione. Come un camaleonte, sempre in trasformazione. Ricorda che ci sono macchie anche sulla luna. Se tu le saprai vedere, poi ti porterà fortuna. Ricorda che ci sono macchie anche sulla luna. Se tu le saprai vedere, poi ti porterà fortuna. Macchia di qua, macchia di là, macchia di sopra, macchia di sotto, macchia sul muro, macchia per terra, macchia bizzarra. Cari bambini, la prima storia che vi voglio raccontare è la storia della macchia Elisabetta. La macchia Elisabetta si trasforma in un'ape perfetta. L'ape Silvietta non smetteva mai di volare. E mentre l'ape continua a volare, un piccolo giardino io vado a creare. Sognare, che peccato però, i fiori sono chiusi. Forza bambini, la dobbiamo aiutare, perché se i fiori vogliamo far sbocciare, tutti insieme dobbiamo soffiare. 1, 2, 3. Ma più forte. 1, 2, 3. Non basta, ancora più forte, in assoluto il più forte soffio che avete fatto in vita vostra. 1, 2, 3. Grazie bambini. Ora posso tornare, sazia, ai miei giardini. Grazie.